Corriere del Veneto, martedì 30 dicembre 2025. La buona riforma, 10 anni di società benefit. Silenziosa nei modi, graduale nei numeri, trainante nei protagonisti, legittimata dal mercato. È questa la formula che sintetizza i primi 10 anni delle società benefit in Italia. Lo status giuridico apparso nel nostro ordinamento con la legge numero 208 del 28 dicembre 2015. La riforma che ha fatto nascere le società benefit è stata silenziosa perché è introdotta quasi di soppiatto, senza discussione parlamentare dedicata. Solo i 9 commi dispersi tra i 999 commi della legge di stabilità 2016 per generare un cambio di paradigma nella concezione d'impresa. A distanza di pochi anni, il legislatore è tornato sul tema, riformando gli articoli 9 e 41 della Costituzione ed esplicitando il nesso tra attività economica, ambiente e utilità sociale. Su questa traiettoria si colloca anche l'iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che lo scorso 21 novembre 2015 ha avviato la Benefit Corporation Competition per dare visibilità e riconoscimento pubblico a questo modello. Anche il Veneto ha fatto la sua parte, con la legge regionale numero 10 del 16 aprile 2024, che punta sul riconoscimento, trasparenza e diffusione delle pratiche a beneficio comune. La diffusione del modello è stata graduale. A dircelo è la Ricerca Nazionale sulle Società Benefit, un'iniziativa promossa da Nativa, Research Department di Intesa San Paolo, Infocamere, Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, Assobenefit e Università di Padova. Questa ricerca ci dice che si passa da 177 realtà nel 2017 a 805 nel 2020 a 5.309 al 30 settembre 2025, con un valore della produzione complessivo pari a 67,8 miliardi di euro. Una crescita che ha seguito i tempi dell'apprendimento organizzativo e del riconoscimento sociale e non quelli dell'adesione opportunistica. Questa crescita graduale è un segnale di maturità che riduce anche i rischi di greenwashing. La dimensione è stata trainante. È società benefit il 2% delle aziende italiane con almeno 250 addetti, a fronte dello 0,16% fra tutte le società italiane. Tale incidenza dice che le grandi imprese benefit possono generare un effetto volano, coinvolgendo fornitori, partner e territori in pratiche di impatto e rendicontazione e rendendo il beneficio comune una vera e propria grammatica organizzativa replicabile lungo tutta la filiera. La traiettoria descritta è stata legittimata dal mercato. In media, le società benefit hanno risultati economici e occupazionali superiori alle imprese non benefit comparabili, performance più stabili, produttività maggiore e retribuzioni medie più elevate, soprattutto nelle figure qualificate. Visto che non c'è vantaggio o sconto fiscale per chi trasforma l'impresa da for profit a for benefit, è come dire che il mercato ha ratificato il modello, confermando che quando il legislatore costruisce cornici giuridiche credibili, le imprese le riempiono di contenuti. Che dire quindi a 10 anni dalla riforma? A me pare che siano stati raggiunti 3 distinti risultati, tutti positivi. Si tratta di un bel risultato per un'innovazione legislativa che ha cambiato il perimetro concettuale del diritto societario e ha fatto dell'Italia il primo paese sovrano al mondo a riconoscere il beneficio comune come finalità statutaria accanto al lucro, insomma come scopo giuridico e non solo come filantropia accessoria. È anche una bella soddisfazione per il paese che ha dato i natali a Gino Zappa, lo studioso che un secolo fa, era il 1926, aveva superato l'idea dell'azienda come mero strumento tecnico-economico, definendola invece come una coordinazione economica in atto, istituita e retta per il soddisfacimento dei bisogni umani. Insomma, un secolo fa, in Italia, l'azienda era concepita come un qualcosa ben più del mero lucro. E infine, un pizzico di virtuoso orgoglio per la nostra regione, perché nel lontano 1926 Gino Zappa era docente alla Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia, l'attuale Università Ca' Foscari, e la sua definizione di azienda non era astratta, ma maturata in un contesto accademico fortemente connesso ai problemi concreti di economia e organizzazione. Se tutto ciò succederà più spesso, saremo un paese migliore. Ragioniamoci sopra.